Agromix è un progetto di ricerca e innovazione incentrato sulla transizione verso un'agricoltura resiliente, un efficiente utilizzo del suolo agricolo e per filiere agricole più sostenibili in Europa. 28 partner in tutta Europa, comprendenti università, centri di ricerca e organizzazioni ONG, collaborano per affiancare le aziende verso sistemi più complessi utilizzando strumenti come l'agroforestazione e l'uso più efficiente dei suoli. Le attività di ricerca di Agromix nascono attraverso la collaborazione con gli agricoltori e si svolgono in campo con 12 gruppi pilota, di cui uno in Veneto, e si chiama Veneto Mix, che si è incontrato diverse volte, abbiamo fatto incontri di approfondimento e vere e proprie giornate di coprogettazione. E l'attività, il core business, l'attività principale di questa riunione è stata coprogettare, cioè aziende agricole collaborano in un caso concreto per vedere il futuro, come si immaginano il futuro della loro azienda in sistemi più complessi, più resilienti ai cambiamenti climatici. Il prossimo incontro, come il primo è stato sull'agroforestry, sarà lo studio di un caso concreto con sistemi misti, cioè associare allevamenti all'aperto con sistemi orticoli e disseminativi. E la novità di questi incontri è la progettazione partecipata, cioè agricoltori dello stesso gruppo, quindi del gruppo Veneto Mix, quindi della partecipanti a questo progetto, si mettono insieme e progettano insieme un'agricoltura, dei sistemi più resilienti, più complessi, più sostenibili.